I vescovi siciliani si riuniranno il 9 maggio davanti al Tempio della Concordia. 25 anni dopo si ritrovano nella Valle dei Templi per ribadire il messaggio, rinnovare l'anatema di Giovanni Paolo II, accompagnato dal grido «Convertitevi». La decisione di riaprire quella pagina è stata presa nel corso della conferenza episcopale primaverile che si è tenuta a Piazza Armerina. In programma una solenne concelebrazione che si concluderà con un nuovo messaggio ai siciliani. Il 9 maggio del 93 è una data rimasta nella storia, ma soprattutto nei cuori e nelle coscienze. Come non ricordare la Valle dei Templi gremita di persone accorse per partecipare alla Santa Messa celebrata da Wojtyla a Piano San Gregorio, dove oggi è rimasta anche una croce in memoria dell'evento. In quell'occasione, prima della benedizione e del saluto finale, il discorso del Papa contro la mafia. Si rivolge ai siciliani e li invita a rifiutare quella che definisce civiltà contraria, civiltà della morte, ma soprattutto parla direttamente ai mafiosi, li colpevolizza delle sofferenze patite dai siciliani. Un discorso a braccio, fuori dal protocollo, che si scoprirà più avanti, nacque nella mente del Papa dopo il breve incontro che ebbe nella stessa mattinata con i genitori di Rosario Livatino. Parole che hanno immediatamente fatto il giro del mondo e che lo stesso Giovanni Paolo II descriverà come un grido natogli dal cuore. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.